Oggi apriamo in compagnia della signora Cecilia, che sta aspettando il marito. In farmacia. Insomma, dai, tra poco arriva. Speriamo nulla di grave. Nulla di grave. Bene, signora Cecilia. Allora, lei come se la cava col dialetto? Assolutamente nulla. Zero digiuno assoluto. Ma è di Brescia, signora? Sì, Brescia, Sanzeno. Sanzeno, va. Dai, allora proviamo a leggere questa, va. En bu, en cosen, Kösen, sì. no il gapora del martello. Lei l'ha detta bene invece. Brava Cecilia. E che riesce a dare anche un significato a questo proverbio? Sì, che bisogna prendere la vita. Cioè, con sicurezza. Ma lei sa cos'è l'enkösen? Martello, no, l'incudine. L'incudine. Brava Cecilia, mi ha stupito. Stupiteci anche voi, mi raccomando. Noi tra pochissimo iniziamo la nostra puntata di Centro Anch'io qui. Centro Anch'io, Centro Anch'io. Ben ritrovati amici, se avete seguito la nostra anteprima probabilmente avrete intuito il proverbio di oggi, ma come sempre iniziamo con un'opera che verrà collocata nella Pinacoteca. Oggi è il turno della Madonna dei Garofani, della bottega di Raffaello. La tavola di oggi è una delle numerose versioni della Madonna dei Garofani di Raffaello. La presenza di tante copie rivela che il soggetto era apprezzato dalla committenza e raccoglieva molto successo. Il piccolo formato conferma la destinazione privata dell'opera. Probabilmente l'autore, attivo nella bottega romana di Raffaello, aveva a disposizione un disegno autografo e lo utilizzò come cartone per riprodurre il dipinto. La scena mostra il tenero dialogo tra la Vergine e il figlio e ruota intorno al significato dei garofani che il bambino tiene in mano. Un'antica leggenda racconta che il garofano nacque proprio dalle lacrime versate dalla Madonna ai piedi della croce. Il fiore diventa così simbolo della passione e invita quindi alla meditazione. Bene, oggi allora andiamo dal fabbro. Perché? Perché è un buon Kösen, non il gaporo del martello. Mitico Carlo, finalmente un Carlo, l'ho beccato. Bravi noi Carli, vero Maria Cecilia? Sì, molto. Allora, Non ho niente da dire. senta Maria Cecilia, provi a leggere questo proverbio, questo qui. Riesce? Sì. Bu, non lo so neanche. En Kösen. Bu en kösen non la gapora del martello. En bu en kösen non gapora del martello. Brava Maria Cecilia. Che significato può avere? Un bu en kösen non ha paura del martello vuol dire che è duro, che non so. Lui che ha fatto il fabbro magari lo sa meglio di me. Ma lei è fabbro, quindi è un buon Kösen, non il gaporo del martello. En bu en kösen ma sarò via poi. Kösen, sa cos'è? Kösen osti, Cos'è? il gambieppuro del martello. Cos'è l'enkösen? Il Kösen. Quello di ferro si usano i fabbri. Cioè, cos'è? Incudine. Ma lei è bresciano? No, Bozen, A Bolzen. Da quanto tempo sta a Brescia da Bolzano? dal 1947. Vabbè, allora dai. Vabbè. E cosa vuol dire? È un buon Kösen, non il gaporo del martello. Aspetta, Questa. Kösen, no, il gapura del martello. En bu, En Kösen. en Kösen, no, No. No. giusto. No. El ga, No, il gapora. gapora, Paura del martello. Bravo, da Bolzano ce la facciamo. Giovanna dice che è toscana. Secondo me l'ha detto apposta per non farsi interrogare da noi. Non credo. Di che zona? Livorno. Livorno, bene. Come va coi pisani? Basso i Pisani. Mamma mia. Oh signora, la interroghiamo lei ovviamente, non possiamo sentire la toscana, Allora, come se la cava lei? En bu en Kösen, nol gaporo del martello. Orco, questo qua è difficile. Non è facile, ha ragione. En bu en Kösen. Guarda, fermi, la toscana che interviene in aiuto. Sì, un buco. No, ma che un bu... Buono. Una buona. Allora, siamo in zona fabbro, dal fabbro. Ah, Se c'è il martello è perché c'è anche un no, l'enkösen. incudine. Brava. La buona incudine non ha paura del martello. Brava. Bu en cosen Enkösen. no el ga paura del martello. Allora, non ha paura del martello, Chi? un buono
L'Enkhuizen, pensi al fabbro, pensi al fabbro. Ah, Enkhuizen. La fucina, il fabbro, cosa usa? Fabbro usa il martello e l'incudine. Ah, l'Enkhuizen? Allora, una buona incudine non ha paura del martello. Che metaforicamente parlando... Metaforicamente parlando vuol dire che uno che non ha niente in sospeso non ha paura di nessuno. En buon Kösen non il capporo del martello. Una buona incudine non ha paura del martello, ovvero chi ha la coscienza pulita non teme critiche, osservazioni, perché è a posto. Grazie amici, alla prossima puntata. Ciao!